Il caldo continua a mettere a dura prova soprattutto gli anziani. In queste ore il SUEM 118 è intervenuto 4 volte in poche ore per malori riconducibili alle alte temperature. A Treviso un uomo di 87 anni si è sentito male mentre si trovava in auto. Poco dopo un altro 86enne ha accusato un malore nella propria abitazione. A Quinto una donna di 78 anni è crollata mentre stava andando in edicola, mentre a Vittorio Veneto un uomo si è sentito male dopo essere rimasto per oltre 2 ore sotto il sole. Tutti sono stati trasportati al pronto soccorso. L'ondata di calore, che secondo la Protezione Civile della Regione continuerà anche domenica con l'allerta gialla confermata su tutto il Veneto, spinge i comuni a correre ai ripari. A Castelfranco Veneto sono stati attivati alcuni rifugi climatici, l'atrio climatizzato del centro servizi Sartor, la galleria del centro commerciale I Giardini del Sole e, per chi preferisce stare all'aperto, il parco di Villa Bolasco. L'amministrazione, guidata dalla neosindaca Maria Ghimenton, invita inoltre familiari e vicini di casa a segnalare ai servizi sociali eventuali anziani soli o persone fragili, così da attivare l'assistenza e gli aiuti domiciliari prima che il caldo possa trasformarsi in un'emergenza.